avendo vissuto un po' il mondo della notte, è cioè una memoria o una o due storie che vuoi raccontare di cose che hai visto e che dici no A way, posto, a non posto. non te lo racconto perché tanto non mi credi di qualcosa che è successo e che dici no. Guarda, neanche se lo racconto la gente non mi crede. Ma visto che questa sera siamo qui perché hai scritto il libro e se non tu, chi altro può raccontarla, c'è un episodio che vuoi raccontare, che vuoi condividere? Ma sì, in realtà non riguarda proprio la discoteca, ma riguarda il viaggio di ritorno dalla discoteca. Ok. Allora, capitava spesso che quando ritornavamo dietro da una serata ci fermavamo in autogrill, no? A fare colazione. E allora praticamente c'è qualcuno che ride, l'ho già raccontata, forse sì, non so. Go for it, perché c'è tanta altra gente che magari non la conosce. Io non la so. Vabbè, allora vedi. No, non ero Ah, con lui, non ero con lui. Allora praticamente mi fermo in questo autogrill, i ragazzi mi vedono lì, probabilmente era la serata dove c'ero anch'io e niente, facevo colazione, ma a un certo punto uno di loro mi si avvicina e mi fa, scusa, ma tu stasera suonavi con... Adesso non faccio il nome, però purtroppo, cioè è un DJ famoso. E faccio, no, perché? Perché se lo becchiamo, gliene diamo tante, ma tante. E faccio, ma quale motivo? Cioè, spiegatemi. No, perché ti spiego? Praticamente io ero, credo fossi, non mi ricordo, insomma, sti qua avevano fatto una serata a 200 km di distanza. as you do. Sì, ed erano Come partiti con la si loro suole macchina fare. ed avevano comprato questa cassetta perché si comprava la cassetta del DJ, no? E poi montavi in macchina e tornavi indietro. E questi mi pare fossero da Brescia e tipo erano andati a Trieste, non so, e avevano chiesto una cassetta a questo DJ e dovevano tornare indietro. E mi fanno, guarda, se lo becchiamo, gli facciamo un culo così. E ho detto, perché? Praticamente abbiamo comprato una cassetta, no? Però noi da Trieste che andiamo avanti e sentiamo solo così, no? Cioè, praticamente questo gli aveva venduto una cassetta vuota. Quindi fantastico, perché loro me li sono immaginati lì in questi chilometri sull'autostrada, no? Che dicevano, vai che adesso parte, vai, quarto d'ora, 20 minuti, niente, vuoto assoluto. Poi con l'autoreverso, magari è stato solo un lato, sai com'è. Invece niente, proprio una cosa, quindi questa cosa simpaticissima quando me l'hanno raccontata era, cioè, da Ma era sbellicare. bella, guarda, cioè, io mi ricordo, a volte io andavo con delle cassette vergini nei Sì, ma non club, le vendevi, lo ammetto, e chiedevo, solitamente andavo dal DJ e gli chiedevo, se ti lascio questa cassetta, mi registri? Ogni tanto qualcuno No. diceva di sì, alcuni dicevano di no, alcuni non mi tornavano la cassetta. Però questa storia, insomma, mi sono portato a casa qualche bella memoria, che era l'unica memoria che potevi Ne ho portarti. un'altra se vuoi, giusto per concludere, Vai, per farti capire il livello. ok. Mi ricordo che era una maratona di Ferragosto al Cellophane. Maratona cosa intendi? Maratona si intendeva tipo 12 ore di musica, no? Ininterrotta. Ed era, credo sia stato 2005-2006, giù di lì. Dovevo andare al Cellophane di Rimini. Allora, praticamente io dovevo suonare intorno alle 3-4, poi in finale ho suonato alle 8 alle 9, però questo è un altro discorso, vabbè. Allora, praticamente arrivo fuori dal Cellophane e a parte che cioè Rimini chiaramente era Rimini a Ferragosto, quindi era pieno di gente così e facevi fatica ad arrivare davanti con la macchina. Arrivo avanti con la macchina e mentre chi mi accompagnava chiamava dentro perché mi venissero a prendere dall'ingresso e fuori assisto a questa scena. Praticamente c'era un tizio, un ragazzo al telefono che non so chi fosse al telefono, insomma continuava aveva su una maglietta bianca e lui era convinto di non averla, capito? Cioè, quindi lui continuava a dire al telefono, adesso arrivo e non trovo più la mia maglietta e non trovo la maglietta. Cioè, capito? E continuava a sentire tutta questa scena e io ho detto, se questo è l'inizio, bene, andiamo dentro che sarà una bella situation, ok? Quindi questo per dire, insomma, Oh man.
quante ce ne Nice, potrebbero nice. raccontare e quante non ne posso raccontare, perché ovviamente Bello. Daniele, io ti ringrazio per aver condiviso questi piacevoli momenti, insomma, assieme. Grazie a voi. Sono felice di condividere questo bellissimo libro, Notte Suprema, edito da Amazon, Summa Noctis, Notte Suprema, scritto da Daniele Marcuzzo in arte Daniele De Marchi.